Allora, abbiamo interpellato anche Maria Rosa Pavanello, che è presidente dell'ANCI del Veneto, quindi rappresenta i comuni del Veneto. Sentiamo cosa ci dice a proposito, vediamo l'intervista. Allora, Maria Rosa Pavanello, presidente dell'ANCI del Veneto, parliamo decreto degli enti locali, parla anche di un'apertura del patto di stabilità fresco fresco appena uscito. Sì, era un provvedimento al quale l'ANCI nazionale, e anch'io in alcune occasioni ho partecipato ai tavoli, aspettavamo davvero da molto tempo e che è assolutamente fondamentale per permettere ai numerosi enti locali che non hanno ancora chiuso i bilanci di approvare i bilanci e finalmente cominciare anche a dare delle risposte ai cittadini in termini di servizi e interventi. E sul patto di stabilità adesso voglio vedere con dettaglio questa norma, pare che finalmente abbiano ascoltato almeno un allentamento sugli interventi più urgenti, che sono quelli riguardanti gli interventi sulle scuole e quindi per gli adeguamenti, poi per il rischio sismico, il rischio idrogeologico e mi pare anche per la bonifica dell'amianto. Ecco. È già qualcosa. Sì, serve molto, però intanto cominciamo da qualcosa. Ecco. Invece dove sembrano incominciarsi da qualcosa, ma siamo ancora nel navigare a vista, è purtroppo la situazione dei continui immigrati che arrivano. Vi hanno preoccupato, vi stanno preoccupando, fate appello alla regione allo Stato, insomma è un gatto che si morde la coda. No, ma infatti di fronte anche a questa situazione e visto anche che nonostante denunce reali di difficoltà di reperire luoghi idonei, perché questo è un dato vero e non è mancanza di solidarietà oppure lavarsene le mani, è purtroppo una fotografia reale anche della situazione degli molti spazi pubblici, quelli che c'erano in realtà sono stati messi a disposizione, diciamocelo, perché molti comuni stanno comunque facendo la loro parte. Adesso io mi sento un po' di fare anche una fotografia un po' pratica e realistica, probabilmente bisognerà parlarsi e capire se possiamo insieme trovare una strada per non doverci trovare noi che abbiamo il più diretto contatto con i cittadini a situazioni in cui lasciano queste povere persone magari in giro per i parchi, disperse nelle stazioni. A questo no, non vogliamo arrivare a situazioni che stanno succedendo nelle grandi città. Galinaro. A proposito Sì, beh, commentando un po' l'intervista, però ritornando un po' al punto, io l'avevo poi tolto la parola prima perché dobbiamo fare il giro. Sì, io capisco. Cioè c'è l'imbarazzo un po', ecco, a prescindere destra, sinistra, centro, qui non si parla di politica perché non c'è proprio appartenenza politica, è una questione di disagio e cioè di incapacità, di impossibilità a gestirlo in termini Guardi, civili. secondo me è difficile da dire perché il fenomeno è molto potente, nel senso che sconvolge proprio le nostre abitudini e nasce è un po' come il fulmine, per usare un'analogia. Il fulmine nasce per la differenza di potenziale fra la terra e la differenza di potenziale e la ricchezza, c'è poco da fare. E la ricchezza sono i 20 litri di acqua che noi buttiamo via quando andiamo a fare la pipì, bisogna dirlo, insomma, no? Clac, vanno via 20 litri di acqua preziosissima che si può bere e che la maggior parte delle persone non ha. Cosa significa? Significa su 7 miliardi, i 6 miliardi sfigati. Sfigati è una parola provocatoria perché non lo penso però che c'è una differenza tale fra quei 6 miliardi e il miliardo d'oro, fra il quale partecipiamo anche noi, che non è possibile pensare che le cose stiano tranquille, scatta. Per cui è chiaro l'intervista che veniva fatta, non è possibile pensare che le cose rimangano esattamente come sono finora, insomma, per questo io cerco sempre di ripeterlo anche ai pensionati, come lei ricordava prima, che sono preoccupati perché sono fragili, perché penso sinceramente, lo dico, che l'immigrazione sia un dramma. Perché penso sinceramente che sarebbe meglio che non ci fosse, che le persone potessero lavorare a casa propria. Non ho mai pensato che sia una fortuna. Certo che se c'è bisogno le Però persone attenzione, sì, bisogna gestirla perché noi abbiamo un'Africa che si svuota, un'Africa che invade l'Italia, non l'Europa, l'Italia. Cioè, No, no, non è così, guardi. non ci stanno, cioè umanamente Non è ecco, così, le fa no, no. l'esempio Guardate del i vaso numeri da d'acqua, non ci lontano sta. più che l'esperienza. Noi siamo sotto tensione adesso, basta una cartina geografica per capire da che parte arrivano, no? Si è bloccato il cancello che li fermava in Libia e le persone continuano ad arrivare. Arrivano e noi non siamo, noi intendo dire le forze di polizia, non sono in grado di distinguere, non c'è proprio la possibilità,
per cui vengono presi tutti come se fossero dei rifugiati richiedenti asilo. La maggior parte di questi riesce anche a presentare domanda, una parte considerevole se ne va prima. Però non è pensabile di dire non li vogliamo, non c'è proprio un mezzo fisico di dire non li vogliamo. E la divisione, se voi date un'occhiata ad esempio a quante persone ha ricevuto la Germania sono 80 milioni di abitanti, no? Hanno sicuramente un tessuto economico, inutile dirlo, migliore del nostro, una burocrazia che funziona meglio, ma le persone che loro hanno ricevuto, noi ce le sogniamo, insomma. Sì, ma non profughi però. Non erano immigrati. Profughi. No, scusate, guarda, a me i numeri non piacciono molto, perché è facile imbrogliare con i numeri, perché la matematica non è un'opinione, ma la matematica applicata sì. Questi sono i dati che sono stati presentati, lo potete scaricare. È l'estratto del rapporto sulla protezione internazionale del 2014 con dati 2013 e questi qua sono solo per richiedenti asilo, per richiedenti protezione internazionale. Per quello io vorrei vedere i dati di adesso aggiornati ad oggi. Ma infatti questi qua sono aggiornati ad oggi e l'Italia balza. Per questo, infatti, io capisco bene, cioè sono d'accordo. Ma i richiedenti hanno ottenuto, cioè avevano i requisiti? C'è una percentuale, le ripeto, io tra i richiedenti relata refero, nel senso che questo è il rapporto internazionale dello Stato con le maggiori associazioni. Una cosa, il 29% di tutti quelli che hanno richiesto non sono stati riconosciuti. Quindi, appunto, quindi è più o meno un terzo. Non ha diritto. Non ha diritto. La normativa dice che queste persone che non hanno diritto, perché uno può entrare legalmente, nel senso che se io vado in Francia a chiedere asilo, l'esempio non è buono, ma vado negli Stati Uniti a chiedere asilo, mi presento al confine e dico io non ho diritto ad entrare negli Stati Uniti, chiedo asilo politico, quindi sono regolare, non sono entrato. Loro mi dicono va bene, d'accordo, entra, vediamo cosa possiamo fare e applicano le loro leggi che non conosco. Questo vale per l'Italia. Ti fanno proprio partire. Se uno viene fermato in frontiera, non è come trovare uno ad Albignasego e dire tu cosa fai qua, non hai il permesso. Fermati alle frontiere. No, è vero. Lei ha fatto un esempio calzante, io faccio l'esempio. Allora, noi sappiamo, tutti sanno che arrivare negli Stati Uniti è una tragedia, vabbè, ti ferma all'aeroporto, controlli, ti passa la voglia di andarci, cioè veramente ti passa la voglia perché ti fermano lì. Una persona che poi non va, non ha un lavoro, non ha niente, non ci va perché? Perché lo bloccano, ti rimandano indietro. Guarda che dal Messico entrano. Ma in Messico non scherzano. In California la lingua maggiormente parlata è lo spagnolo. Però il confine del Messico. Noi non dobbiamo pensare come noi italiani a nuoto, attraversare quattro bracciate. Però il Messico non scherzano perché ti sparano anche. Il confine del Messico non scherzano. Cioè, mentre da noi scherzano, là non scherzano. Allora cosa succede? Che quando tu pensi di fare questa azione, non lo fai per motivi economici, ma lo fai per seri motivi di carattere politico, umanitario, e già sfrondi moltissimi. Se invece tu sai che c'è un passaggio facile, è ovvio che imbocchi la strada, è normale che sia così. Il passaggio facile non è la Spagna, non è la Francia, non è la Germania, è proprio l'Italia. Se l'Italia avesse una posizione diversa, se non altro ti dice ti tengo fermo, faccio l'esempio banale, stupido, ma ti tengo fermo 15 giorni in barcone, sta fermo là. Tutti sanno... Non dimentichi la storia che è successa col governo Prodi quando è stata affondata la nave. Le abbiamo provate tutte, io non sto replicando dicendo a torto. Lo so che è difficile, lo so che è difficilissimo trovare l'equilibrio, ma sono state provate tutte. Ci sono state anche sfortuna perché nessuno voleva affondare la barca albanese. Non è pensabile, può darsi che sia anche vero che ci sono dei posti dove è più facile andare, ma cambia l'aria, perché sì, c'è una specie di conoscenza che le persone hanno, quasi animale, ma non perché siano animali loro, chiaro, ma perché sono sottoposti e quindi hanno un istinto, che riescono a capire bene i flussi in generale, dove c'è più lavoro, dove si passano parole, ci sono gli SMS, ci sono i social network, e quindi questo sì. Secondo me è uno sbaglio dire che l'Italia tutte le colpe sono nostre, che qua siamo più facili da penetrare dai flussi. Però chi vuole delinquere sa che l'Italia è facile da delinquere perché in galera non ci vai, lo sanno. Se vai in certi paesi, non voglio fare il nome, lo sanno. Vabbè, comunque rispettano delle quote di ingresso proporzionate con la disoccupazione. Mi piace quando tu dici, se posso darti del tu, certo, che l'emigrazione non dovrebbe esistere, uno dovrebbe poter scegliere di stare a casa sua. Ma il Veneto cosa sta vivendo adesso? I nostri giovani cosa stanno vivendo in questo momento? La fuga dal Veneto.
Quindi stiamo importando... Dall'Italia, più che da Veneto, dall'Italia. Sì, d'accordo, dall'Italia dappertutto. E io parlavo del nostro territorio perché io come Indipendenza Veneta mi occupo dei dati del nostro territorio. Ciò non toglie che io non considero all'estero uno che vive in Lombardia, ma vive in Italia, è ovvio. Ma non sono qua, vanno a fare i camerieri a Londra, a Parigi, nel tentativo di fare un primo passo per arrivare ad avere magari il lavoro per cui hanno studiato, magari sono addirittura laureati, perché qui non c'è niente per i nostri giovani. Allora, in tutti i paesi ragionano che prima ci sono le quote di immigrazione, perché prima si tenta di dare il lavoro a chi sta lì. Poi se ci sono non posti... inter-EU, non interno dell'Unione Europea. Gli spostamenti, c'è il decreto 30 di alcuni anni fa, che il cittadino europeo che si sposta non sì, ha bisogno di fare flussi. No, viene no, qua, è chiaro, perché poi tanto tempo. se noi andiamo in Australia e via dicendo, sappiamo che hanno già bloccato le frontiere agli italiani, per cui il problema non sussiste. È un'immigrazione interna, però siccome l'Europa è un agglomerato di paesi che alla fine fanno finta di essere uniti, ma non c'è una politica europea, non c'è una politica finanziaria e di sviluppo economico europeo, noi andiamo come gli emigranti del sud del mondo, i nostri ragazzi, in cerca di avventura in una terra che fanno finta essere una terra anche tua, ma in realtà ci arrivi con la tua valigia in mano, e questo non è la prima volta che succede nella storia. Qui dobbiamo garantire ai nostri giovani la possibilità di lavorare. Quando poi abbiamo la possibilità non solo di accogliere chi secondo me sempre corridoi umanitari arriva dalla guerra, ma addirittura altri che non hanno la guerra ma scappano perché sono disoccupati, ok? Allora avremo la possibilità di dare tutto quello che ci viene chiesto adesso. Adesso ci viene chiesto di dare qualcosa che non ha senso perché non lo abbiamo neanche per chi abita qui. Chiarissimo, Lazzarini. Sì, io visto che abbiamo usato metafore e figure, vorrei proprio vederla come una piramide. Abbiamo trovato i sindaci, e abbiamo parlato anche quest'oggi, i sindaci che subiscono l'immigrazione. A livello provinciale, le province non esistono più, la regione subisce l'immigrazione, andiamo a Roma, governo non sa gestire il problema, evidentemente è alla portata di tutti, non sa gestire il problema, arriviamo in Europa. L'Europa deve responsabilizzarsi, dobbiamo risolvere il problema, stiamo perdendo tempo, il parlarne, cioè veramente ci fa perdere tempo e continuiamo a non gestire il problema. Allora, il piano B di Renzi dice, stati europei, membri degli stati europei, cominciamo a vedere bene le quote, aprire i valichi. Adesso a Ventimiglia la Francia mette l'esercito. È vero, sono d'accordo con il sindacato di polizia, non tutti avevamo le stesse competenze e probabilmente chi più chi meno, carabinieri, polizia, siamo anche uno stato un po' particolare da questo punto di vista. Però perlomeno il controllo, diamo la possibilità ai militari di uscire, sarebbero anche ben contenti di rientrare dalle missioni all'estero e quindi avvicinarsi a casa ed essere impegnati nel controllo. Facciamo controllo, la gente ha problemi di sicurezza, abbiamo visto prima, l'abbiamo detto inizio puntata, sicurezza, sanità e in questo caso anche problemi economici, perché vediamo che in questo periodo turistico il Veneto è prettamente turistico, quindi assolutamente bisogna cominciare a affrontare il problema e parlare. Probabilmente va bene questo perché deve sensibilizzare la gente, l'opinione pubblica, visto che fa tutto Renzi senza indire né referendum né niente, almeno ci chiedesse qualcosa, nessuno, l'hanno messo lì, terzo governo che c'è su e il problema no, ma i risultati elettorali comunque fanno capire che c'è uno scollamento tra paese reale e paese che governa. Probabilmente Renzi è proprio preoccupato dei risultati elettorali invece di risolvere il problema immigrazione. Passa dalle dichiarazioni ai fatti, però bisogna fare la tara anche ha le mani legate anche lui? Alla propaganda interna. Io invito anche chi ci ascolta a fare questo gioco qua, che non è difficile, perché il premier nostro, di cui io rispetto, stimo per carità, che tuona contro l'Europa, quando va in Europa non può tuonare, perché se voi date un'occhiata a come funziona il meccanismo, è proprio un accordo. Cioè quando Tosi diceva prima, ad esempio, visto con l'aria un po' maliziosa di chi è del mestiere, quando Tosi diceva noi non rispettiamo le regole e facciamo in modo di dare a tutti il permesso di 3 mesi, che è possibile farlo, ma come? Con che faccia?
Se io mi sono messo d'accordo con l'Europa su un accordo, mettiamolo così, che le persone che entrano le gestisco io, quando sono entrati in Francia, perché è successo la primavera araba, la Francia non ha mai chiesto a noi. Quando sono entrati in Germania perché c'era la guerra ai confini orientali, la Germania non è venuta in Italia e adesso ci mettiamo a piangere e li mandiamo. Secondo me è propaganda interna, lo fanno tutti, non è mica una storia. È una sorta di provocazione nel momento in cui si vedono delle soluzioni a breve. Ma secondo me è anche un pochetto per dire io faccio la voce grossa e sono uno che conta. Ma il collega di Alfano... Come fa Putin. Senti, tutti questi soldi che sono andati alle cooperative, che sono soldi nostri, se invece che essere alle cooperative degli amici, ok, fossero state date per organizzare quello di cui il nostro sindaco ha bisogno, per esempio, ma lì in questo caso, entra un discorso di una mafia. Non saremo qua, perché l'Italia è diventata una massa purtroppo di cialtroni al potere che ha ridotto il paese in queste condizioni. Poi per fortuna forse lo è sempre stato, dai, non è che sia diventato. Forse lo è sempre stato, c'è qualche adesso sta venendo fuori ogni tanto che solleva il coperchio. Sì. Insomma, allora, arriva, un attimo che ce la raccontiamo. Ma io vorrei un po' semplificare, perché dunque lo Stato lo teniamo in vita noi, cittadini, lavoratori e imprese. Quindi uno Stato etico deve pensare a coloro che lo mantengono, prima di tutto. E quando parlo di lavoratori e imprese parlo anche degli immigrati integrati, perché ci sono molti lavoratori che tra l'altro aiutano l'INPS a stare in piedi e anche molte imprese, in 7 anni 400.000 imprese di immigrati. Bene. Poi c'è una componente umanitaria, benissimo, anche questo aspetta, però non scarichiamo su cittadini, lavoratori e imprese il problema umanitario. Il problema umanitario i cittadini, i lavoratori e le imprese lo affrontano singolarmente, soggettivamente. Chi lo sente, chi può, fa. Chi non lo sente e non lo fa, non lo può fare. Allora all'umanità ci deve pensare qualcun altro, oppure si aprono dei corridoi particolari. E allora la fine della giostra è questa. O lo Stato la smette, quello di adesso, di fare le riforme di carta che interessano solo la casta e comincia a fare le riforme che interessano i cittadini, i lavoratori e le imprese, o qui implodiamo. Perché il problema della immigrazione è peggio di quello che sta succedendo adesso, è un problema gravissimo, è un problema che sentono tutti, sentono le fasce deboli, gli anziani che hanno paura a camminare per strada, i bambini che frequentano le scuole quando si trovano i campi attorno che creano delle turbative, i lavoratori che si vedono soffiare via il posto di lavoro, gli ammalati che fanno la coda alla ASL, quando arriva il profugo, l'immigrato è il primo. Cioè io devo aspettare 6 mesi per fare un esame e quello lo deve fare in una settimana. Ecco, tutte queste cose fanno veramente scoppiare la pentola. Lo Stato, la politica, deve assumersi le sue responsabilità e deve fare le cose che interessano la gente e non quelle per sopravvivere nel tempo contro tutti e nonostante tutto. Siamo in chiusura, volevo chiedere a lei come sindacato SIULP, in che condizioni comunque lavorate? Cioè siete in condizioni di poter lavorare o c'è del disagio? Io credo che le condizioni si trovano comunque a prescindere. Un collega quando è chiamato non dice mai di no. No, a prescindere dalla risposta. No, io voglio la risposta che voi date. Io voglio le vostre condizioni, fatti, perché io ho avuto testimonianze di chi veramente è in grande disagio. Noi chiediamo un numero di personale di polizia congruo con le esigenze attuali contingenti, chiediamo mezzi e uomini, non ci lamentiamo, però non ci arrendiamo, continuiamo a chiedere. Perché c'è bisogno, comunque siete in difficoltà. Ma certo che c'è bisogno. Non capisco che lei è diplomatica, mi dispiace. Ma io sono diplomatica, ma le cose vanno dette, estremamente. Deve farlo. È chiaro che... No, perché i cittadini non sanno, gli addetti ai lavori, chi è stretto contatto, in che situazione deve lavorare. Perché il cittadino che in 15 giorni deve avere il suo passaporto, e lo straniero che in 2 mesi deve avere il permesso di soggiorno, ha diritto al rispetto della tempistica prevista per legge. Laddove questo viene meno, perché ci sono delle esigenze contingenti che durano da 1 anno, qual è la gestione profughi, è chiaro che il cittadino si lamenta e ha tutte le ragioni di lamentarsi. Questa è la realtà, ha ragione di lamentarsi perché il suo diritto viene meno per sopperire a un'emergenza che è diventata quotidianità. Esatto, quindi non si è gestito. Anche i sindaci, comunque gli enti locali sono su questa linea, cioè, se venisse un po' allentati tutti quelli che sono i vincoli, no?
Cioè, visto il patto di stabilità, non si allenta su queste questioni, l'ha visto, insomma, sono pochi certo, punti. Però avremo tutti i comuni bisogno di maggiore sicurezza nel territorio, quindi di avere la possibilità di avere mezzi e uomini nel territorio, e questo oggi ci manca. Cioè, se lo Stato assumesse ragazzi di 20 anni, bandisse dei concorsi straordinari per ragazzi di 20 anni, creerebbe forza lavoro, darebbe un concreto segnale di sicurezza, di investimento per la sicurezza del Paese, che è quello che il cittadino sta chiedendo. Infatti questa sarebbe la risposta, quello che alla fine volevamo arrivare sostanzialmente. Solo un'ultima cosa, Sindaco, poi chiudiamo. Voi state aspettando una risposta come sindaci dell'area turistico-termale? Sì, abbiamo mandato una lettera direttamente a Zaia manifestando appunto tutta la nostra paura e insicurezza, la nostra disinformazione, soprattutto anche tenendo presente che tutto il bacino termale è un bacino fortemente a rischio, perché c'è una vocazione turistica, c'è turismo, ma fortemente a rischio anche perché ci sono tanti alberghi che in questo momento sono chiusi, e l'imprenditore potrebbe benissimo proporre al prefetto ovviamente la struttura. Questo sarebbe un danno enorme ovviamente per i nostri comuni. Tengo però a precisare che il problema profughi non è quello che di fatto mette in crisi il settore termale o comunque le nostre attività, però si aggiunge ad una crisi che perdura oramai da molto tempo. Assolutamente. La risposta, Zaia è interpellato, dovrà sentire Renzi, insomma sarà una questione senza risposta. Sì, non è che ci aspettiamo grandi risposte o concretezza a breve, però intanto il messaggio l'abbiamo lanciato. Zaia ha messo uno sbarramento e era ora. Questo deve fare. Adesso vediamo cosa risponde lo Stato, perché il problema deve risolvere lo Stato. I sindaci sono vittime come i cittadini, i lavoratori e le imprese. Siamo in attesa di fatti. Benissimo, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie di aver partecipato, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, buon proseguimento, buonanotte, noi ci ritroviamo come sempre domani alle 13, grazie. Buonanotte. Arrivederci. Buonanotte.